Io ho messo la bandiera più a est d'Europa, a Sakhalin, l'isola di Sakhalin, e avevo il mio container ufficio, sopra c'era il tricolore. Quindi per me la mia patria, bella, brutta, che vada bene o male, è sempre la mia patria e quindi la devo portare sempre con me. Lo dovevo questo alle istituzioni, alla Farnesina e a tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato. Ho ritenuto giusto ringraziarli perché sono uomini, l'ho sempre detto, da quando sono arrivato, sono uomini speciali, hanno una passione speciale per il lavoro che fanno. Lavorano sotto traccia, in silenzio, nessuno li nomina, nessuno gli dice grazie. Loro per noi stanno svegli giorno e notte e ci cercano dappertutto, ci mettono l'anima e il cuore. Devo anche molto ai servizi libici, perché anche i libici tramite il capitano Mikhail hanno lavorato molto molto per portarmi a casa. Io la sera, quando andavo, mi buttavo nella cuccia, perché avevo una cuccia, ringraziavo Dio perché ero vivo, perché avevo passato un'altra giornata ed ero vivo. I primi tempi sono stati duri perché il cervello è una macchina che parte, quando parte, se non la tieni, io ho cercato di disciplinarmi, mi sono autodisciplinato. Ho cercato di fare delle cose che mi tenessero occupato, che non dovessi pensare, perché comunque pensavi sempre alla famiglia, io mi preoccupavo molto per mia mamma, per mia moglie, per i miei fratelli, per tutti i familiari. E mi sono autodisciplinato, camminando la mattina, facendo ginnastica e cercando di passare il tempo meglio possibile. Certamente c'era sempre la paura perché quelli dall'altra parte della porta erano parecchio pericolosi. Anche il convivere con la paura di morire è stato un po' duro all'inizio, poi ho cominciato a metterlo da parte e ho cercato solo di rimanere lucido, non perdere le staffe. Io non mi aspettavo neanche di venire qui, quindi, cioè proprio non l'avevo messo in conto. Una cosa del genere mi fa... avevo il groppo in gola prima, quindi mi ha fatto estremamente piacere. Un attestato di affetto così non sapevo di meritarlo.